L'erosione costiera rappresenta un vero disastro per le coste italiane e siciliane in particolare. Tutti ricorderanno quello che è accaduto ad Eracleamino allorquando è sparita una spiaggia negli scorsi anni, ma anche ad Agrigento l'erosione costiera ha fatto dei danni. Basta ricordare che il 44% delle nostre coste agrigentine sono inibite alla balneazione per colpa dell'erosione costiera. In particolare la collina del Caos, quella vicino alla casa natale di Luigi Pirandello, sta venendo giù. Sta venendo giù ad una velocità, dice l'ANAS, di 2 metri l'anno. Stanno venendo giù delle case che sono nelle vicinanze, ma soprattutto rischia di venire giù la strada statale 640, che è l'unica strada che permette il trasporto dei camion che arrivano a Porto Empedocle fino al centro della Sicilia, quindi a Caltanissetta. Questo arretramento, come dicevo, ha una velocità di 2 metri l'anno e nella zona di maggiore profondità dista meno di 10 metri dalla strada statale. Ma ci sono le case, ci sono delle ville, ci sono dei terrazzamenti che già sono venuti giù. La Regione Sicilia, quando noi abbiamo lanciato l'allarme, ha stanziato 6 milioni di euro per studiare questo fenomeno. In effetti lo sta studiando, ma nulla ad oggi è stato posto in essere per cercare di frenare questo fenomeno e le frane continuano ad arrivare in spiaggia. Negli scorsi giorni una grossa frana si è staccata da questa falesia ed è venuta giù in spiaggia. Per fortuna questa spiaggia è inibita alla balneazione e quindi non ha fatto danno. Noi non facciamo altro che tenere alta l'attenzione affinché la Regione Sicilia, il Genio Civile e l'ANAS facciano qualcosa per salvare il salvabile.